Buongiorno da Telefriuli e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Un duro scontro di gioco in allenamento. Ieri sera a Gradisca è rimasto ferito in modo grave uno dei portieri dell'Itala San Marco. Il calciatore è stato trasportato al Cattinara di Trieste. Uno dei portieri della squadra di calcio ISM Gradisca, da poco integrato nel team, è rimasto seriamente infortunato ieri sera durante una seduta di allenamento. Il calciatore, 24 anni di Cormons, è rimasto ferito alla testa e ad un ginocchio in uno scontro piuttosto ruvido con un compagno di squadra. L'episodio si è verificato in via dei Campi a Gradisca di Sonza, al campo sportivo Gino Colaussi. La Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'automedica in ambulanza provenienti da Gradisca di Sonza e da Gorizia. Il giovane è stato stabilizzato ed intubato sul posto per essere trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara a Trieste. Il portiere ha trascorso una notte tranquilla, seppure sedato ed intubato. Nello scontro di gioco ha riportato una piccola frattura alla tempia con relativo versamento. Per accertare la gravità delle sue condizioni sono state eseguite 2 TAC. Il personale del terzo reggimento guastatori dell'esercito italiano di Udine è intervenuto per la messa in sicurezza dell'area nella quale lunedì pomeriggio si è verificata un'esplosione a San Pier di Sonzo, esplosione che ha causato il ferimento grave di una persona. Il sopralluogo congiunto con i carabinieri della compagnia di Gradisca ha permesso di escludere l'ipotesi di reato di matrice terroristica e anche infortuni sul lavoro. Secondo quanto è emerso all'interno di un'officina della centrale di trasformazione elettrica, un operaio, dopo il proprio turno di lavoro, per causa in corso di accertamento, è stato investito dalla parziale detonazione di un residuato bellico di piccole dimensioni che aveva trovato lui stesso. L'uomo è ancora in condizioni critiche, in prognosi riservata. La centrale elettrica non ha subito danni. Occhiali, orologi, borse e pelletteria con marchi contraffatti di alcune delle griffe più importanti prodotte in Ungheria passavano per Gorizia per essere poi venduti ai mercati rionali in Piemonte, Lombardia e Liguria. La Guardia di Finanza ha sgominato un sodalizio rom macedone e sono stati sequestrati 18.000 prodotti, 17 le custodie cautelari. Passavano per Gorizia profumi, occhiali, orologi e borse contraffatti delle griffe più prestigiose, tra le quali Versace, Gucci, Dolce Gabbana e Dior, destinati alla commercializzazione nei mercati rionali del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Erano provenienti nella gran parte dei casi dall'Ungheria. La Guardia di Finanza di Torino e Gorizia ha dato esecuzione questa mattina ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di 17 persone di origine rom macedone. Sono tutte indiziate di appartenere nell'ipotesi accusatoria ad un'associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel territorio dello Stato italiano di profumi e accessori di abbigliamento tarocchi. L'attività di polizia giudiziaria è mirata a disarticolare un sodalizio attivo sin dal 2017 ed è stata svolta anche attraverso intercettazioni telefoniche e il posizionamento di telecamere GPS veicolari, portato al sequestro di oltre 18.000 prodotti contraffatti. È di 4 persone ferite, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto questa mattina lungo la tangenziale nord di Udine nel comune di Tavagnacco. Diversi i veicoli coinvolti nello scontro, che sarebbe stato originato dall'invasione di corsia di uno dei mezzi, e c'è stato un primo schianto frontale che avrebbe poi causato gli altri incidenti. Sul posto gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118, la tangenziale è stata parzialmente chiusa per permettere l'intervento dei sanitari. 3 attività sospese e sanzioni per 60.000 euro è l'esito dei nuovi controlli contro lo sfruttamento del lavoro e il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza effettuati nell'ex provincia di Udine da parte del nucleo ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine. I militari, grazie alla collaborazione dei colleghi delle compagnie di Udine, Palmanova e La Tisana, hanno ispezionato diverse ditte agricole operanti nel settore dei servizi alla persona, verificando la posizione di 17 lavoratori. In seguito alle ispezioni sono stati sospesi per la presenza di lavoratori in nero 2 centri massaggi, uno a La Tisana e uno a Cassacco, un'azienda agricola di Chiopri Sviscone e un'attività commerciale di Cassacco.
Continuano le discussioni all'interno di alcuni partiti dopo l'esito elettorale. L'obiettivo è quello di fare ordine in vista delle regionali del 2023. All'interno della Lega ieri sera non si è parlato del futuro del leader Salvini, ma l'umore in casa Forza Italia, sorride invece il Movimento 5 Stelle. Territorio, la parola d'ordine nei partiti dopo l'esito del voto di domenica è di tornare sul campo. Ovviamente si sorride in casa Fratelli d'Italia, primo partito a livello nazionale, con l'unico problema di formare un governo e di lavorare alle regionali partendo da una posizione di vantaggio importante, anche se tutti hanno garantito massima fiducia nell'attuale governatore Massimiliano Fedriga. Proprio Fedriga ieri era a Milano e oggi a Roma. Ieri, per parlare del futuro della Lega e dal confronto con il segretario, Matteo Salvini, si è deciso di mettere ordine nel partito, visto che dal passaggio da Lega Nord a Lega in molti territori, tra cui il Friuli Venezia Giulia, non c'è stato più un segretario, ma prima Vania Gava e poi Marco Dreosto come commissari. Si partirà dai comuni, poi dalle province e infine le regioni, tutto da completare entro gennaio. Nel frattempo Matteo Salvini conta di portare avanti la sua segreteria concentrandosi nella formazione del nuovo governo. In casa Forza Italia i malumori sono un fiume carsico da diverso tempo e al momento solo Franco Mattius ha manifestato nuovamente un certo fastidio per la situazione attuale. Nel Movimento 5 Stelle invece si sorride, visto che alla vigilia del voto si temeva una debacle che non c'è stata grazie al lavoro di Giuseppe Conte, il quale però non è mai salito oltre il Tevere e dunque si punta a tornare sui territori anche nel freddo nord, spostandosi ancora verso sinistra nel Partito Democratico. Come da tradizione si deve riflettere e discutere e lo si farà in contemporanea a livello nazionale e regionale, ma con l'obiettivo di farlo entro gennaio, perché poi pancia a terra verso le regionali dove, verosimilmente, ci sarà anche la coppia Azione-Renzi con l'obiettivo di essere, se non protagonisti, almeno co-protagonisti. Certamente mi dimetterò perché è obbligatorio in quanto c'è incompatibilità, l'ho detto oggi a Udine l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Graziano Pizzimenti, neoeletto alla Camera dei Deputati per la Lega a margine di un convegno su logistica e intermodalità organizzato da COSEF in collaborazione con Confindustria Udine. Domani andrò a Roma per la prima riunione, ancora non so precisamente quando, ma penso che dimissioni dovranno esserci entro il 13 ottobre, data della prima seduta alla Camera, ha aggiunto. Per quanto riguarda la sua successione, da quanto mi dice informalmente il Presidente Fedriga, perché ancora non è stata presa la decisione finale, ha detto Pizzimenti, l'orientamento sembra essere che molto probabilmente il Governatore terrà le mie deleghe fino alla fine del mandato. La missione nelle Marche della Protezione Civile, la comunità di Ostra colpita dall'alluvione, ringrazia i volontari del Friuli Venezia Giulia per l'aiuto portato in questi giorni. Questa mattina una scuola elementare, prima inaccessibile per i danni causati dal maltempo, è stata riaperta, pronta ad accogliere nuovamente gli alunni, agevolando il ritorno alla normalità. Oggi i volontari sono impegnati a ripulire il fango nel quartiere dove sorge l'istituto. I volontari ieri hanno continuato a lavorare nei vari quartieri, rimuovendo detriti e fango che si è consolidato lungo le strade e sui marciapiedi e continuano ad operare anche sotto la pioggia. Nell'ultimo giorno e mezzo sono riusciti a pulire e a mettere in sicurezza 20.000 metri quadri tra strade, marciapiedi e accessi alle case. I cittadini hanno ricambiato l'impegno della nostra protezione civile con la loro gratitudine, sì, ma anche mettendo loro a disposizione generi di conforto. È stata rinviata al 5 ottobre alle 12 l'udienza del ricorso della Regione su richiesta dei legali dell'amministrazione regionale nei confronti di Varzila. Durante l'udienza infatti è emerso che la procedura di chiusura del sito produttivo è stata revocata, notizia che ha mosso i legali della Regione a chiedere un termine per esaminare se ci fosse ancora ragione di proseguire con l'azione giudiziaria. Il ricorso infatti era atteso a dichiarare nulla la procedura in via cautelare dal punto di vista sostanziale, un effetto equivalente alla revoca della procedura deciso dal decreto del giudice. La richiesta dei legali è stata accolta. Fiume Veneto ospiterà la celebrazione nazionale della 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro dell'ANMIL il prossimo 9 ottobre. Per la prima volta ad ospite della cerimonia sarà un'azienda privata con la partecipazione del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il Presidente nazionale dell'ANMIL Zoello Forni e il Presidente dell'INAIL Franco Bettoni.
L'associazione, che conta 300.000 iscritti, ha sottolineato come siano in aumento le denunce di infortuni sul lavoro. Secondo l'INAIL, infatti, nei soli primi 7 mesi del 2022 gli infortuni sul lavoro a livello nazionale sono stati oltre 440.000, con un aumento del 41%, e sono in aumento anche le patologie di origine professionale. Dopo 2 anni di stop ritorna questo fine settimana il premio Arte Coseano, giunto alla 23esima edizione. Colori, disegni, musica, cultura e gusto sono gli elementi caratterizzanti del premio Arte Coseano, giunto alla 23esima edizione, che si svolgerà l'1 e il 2 ottobre. Centinaia di artisti nazionali e internazionali esporranno e dipingeranno lungo le vie del paese. E quest'anno, dopo 2 anni di stop, chiaramente abbiamo voluto anche apportare delle novità, no? Diciamo che il format più o meno è quello, però ci sono delle novità che riguardano innanzitutto i premi che quest'anno abbiamo aumentato notevolmente il cachet, per cui il primo premio, tanto per fare un esempio, è 3.500 euro, per cui è un premio, diciamo, consistente per un quadro. Per passare a un secondo premio a 1.500, un terzo premio addirittura abbiamo pensato di proporre e di invitare l'artista che prenderà il terzo premio ad una propria mostra personale di una galleria, nella galleria appunto di Piero De Martin, in cui poi il Comune stesso si preoccuperà di stampare i cataloghi per l'artista che prenderà il terzo premio. E a Pordenone dal 1° all'8 ottobre ritorna il fascino delle giornate del cinema muto. Pordenone riabbraccia dal 1° all'8 ottobre al Teatro Verdi le giornate del cinema muto arrivate alla 41esima edizione e di nuovo tutte in presenza. In apertura il film di Todd Browning, Lo sconosciuto del 1927. Alle giornate viene presentata una copia nuova del film ritrovata nell'archivio di Praga. Questo è una scoperta incredibile, perché per tanti anni abbiamo visto il film solo di 60 minuti, ma è trovato nell'archivio di Praga e 10 minuti di più. Quindi per vedere il film più o meno come era. 2 le retrospettive dedicate a Norma Talmadge, attrice tra le più celebri e quotate degli anni '20 e caduta nel totale oblio alla fine del muto, e Ruritania, la prima rassegna impegnata su quei film che hanno come denominatore l'ambientazione in un regno di fantasia. Ruritania, appunto, situato tra i Balcani e l'Europa centrale. L'evento di chiusura sabato 8 ottobre nel segno di Alfred Hitchcock con il suo ultimo film muto, L'isola del peccato del 1929. Accanto ai film di fiction ci saranno anche documenti storici e alcune parodie. In 2 compaiono anche Stan Laurel e Oliver Hardy, quando ancora recitavano separatamente. La coppia sarà invece presente in Ladroni del 1930. SOS Stanlio Aiolio ha trovato un modo di ricreare il primo cortometraggio in cui Stanlio Aiolio parla in italiano più o meno come me. Ed è tutto per questa edizione, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e arrivederci.